Le aziende di servizi pubblici del Veneto sono tra le migliori d'Italia. Lo dimostrano i dati diffusi a margine dell'Assemblea di Confservizi Veneto, associazione delle società a capitale pubblico-privato di proprietà degli enti locali che forniscono servizi quali il ciclo idrico integrato, la gestione dei rifiuti, il trasporto pubblico e i parcheggi, la distribuzione del gas e la produzione di energia. Il Veneto ha fatto un percorso di aggregazioni riducendo il numero delle aziende del 90% negli ultimi 5-6 anni. Tutte le aziende di servizio pubblico hanno i bilanci in attivo. Molti dei servizi che eroghiamo, soprattutto quelli cofinanziati dalla finanza pubblica, li eroghiamo a un costo per la collettività inferiore a quello della media nazionale. E considerando che è noto che molti dei servizi che eroghiamo sono di livello superiore alla media nazionale, è anche giusto che i nostri concittadini lo sappiano. Nel comparto della gestione dei rifiuti, la raccolta differenziata in Veneto raggiunge il 73%, a fronte di una media nazionale del 52% e del 64% al nord. Gli abitanti della regione sono i più virtuosi anche nella separazione degli scarti organici, che arrivano a ben 162 kg per abitante all'anno rispetto a una media nazionale di 107. Nel ciclo idrico integrato il consumo d'acqua medio nazionale è di 220 litri per abitante al giorno e di 216 in Veneto, dove l'approvvigionamento avviene solamente per l'11% da acque superficiali e per il 4% da laghi naturali o bacini artificiali, mentre le percentuali più importanti riguardano le sorgenti per il 28% e i pozzi per il 58%. Da sottolineare quindi la bontà dell'acqua erogata. Molteplici sono le esperienze e i progetti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con impianti idroelettrici, fotovoltaici ed eolici. Nel trasporto pubblico locale le aziende venete realizzano complessivamente un utile positivo di oltre 13 milioni di euro, mentre a livello nazionale la perdita supera gli 87 milioni. Il rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi evidenzia un'ulteriore eccellenza. Nella nostra regione si attesta al 53,8%, oltre 22 punti percentuali in più di quanto avviene in Italia con il 31,6%.